ci troviamo a Siracusa, città conosciuta al mondo per le tragedie greche. Signor Sindaco, ci parli degli abitanti di Siracusa. Cioè, non ci parlo bene, e lei pensa che io posso parlare delle persone che non ci sono? Cioè, no, è giusto parlare ora delle persone che non ci sono. Se mai parliamo delle persone che ci sono, ma possiamo fare. Questa è Siracusa, questa è Siracusa, la città delle tragedie. E le vuole bussare, ce ne occupiamo la tragedia. Il 1° settembre si festeggia la Madonna delle Lacrime, ma ce ne parla meglio Afflitto Buscaglione. Figlio mio, buonasera. Allora, nel 1953 la Madonna delle Lacrime, ecco che lancia un messaggio. E cosa dice? Che cosa dice il messaggio? Da una lacrima sul viso ho coperto molte cose. E sono stati molti anni per me, ma questo io non lo so. No, non hai mai capito. Siracusa non è conosciuta al mondo solo per la Madonna delle Lacrime, ma anche per le sue bellezze archeologiche. Ma ce ne parla meglio l'apprezzatissimo archeologo Ippolito Lovecchio. Siracusa è una città essenziale per l'arte, infatti noi a Siracusa notiamo che ci sono tanti aspetti culturali che si mischiano, ma quello che mi lascia perplesso sempre è: ma Dionisio, l'orecchio di Dionisio, l'avete mai visto? Allora la mia domanda che mi sono sempre posta come archeologo è stata: ma se Dionisio aveva un orecchio lungo 25 metri, ma quando ce l'aveva il naso, guarda ce l'aveva, guarda, Non lo so! e questo, Non lo so! io mi sento inferiore per questo. E da Siracusa, città simbolo della Madonna delle Lacrime, siamo giunti a termine. Sindaco! A termine siamo già. Sì! Che sempre da così E non ce l'hai!